Le associazioni ambientaliste agrigentine Mariamico e Legambiente hanno chiesto al prefetto di Agrigento, al presidente della regione siciliana, all'ASP di Agrigento, all'ARPA Sicilia, a Siciliacque, notizie in merito alla collocazione e messa in esercizio degli installatori mobili modulari da posizionare praticamente sulla spiaggia di Porto Empedocle, all'interno dell'area di proprietà della centrale elettrica dell'Enel. La legge impone che gli impianti mobili prevedano il prelievo delle acque da dissalare a notevole distanza dalla costa e in profondità, per garantire una migliore qualità di partenza, ovviamente per operare trattamenti meno impattanti dal punto di vista chimico-fisico. Identicamente i residui degli scarichi provenienti da questi impianti contenenti acque molto salate, salamoia e con alta densità di reagenti chimici utilizzati nel trattamento ai fini del consumo umano devono necessariamente essere dispersi al largo, onde evitare i possibili inquinamenti del mare, con influenze negative sulla balneazione e sull'ecosistema marino costiero. Tutto per quanto sopra abbiamo chiesto di sapere, prima che vengano collocati e attivati gli impianti, dove verranno prelevate le acque da dissalare, dove verranno rilasciati i reflui post trattamento delle acque. Per essere estremamente chiari, continuano le associazioni ambientaliste Agrigentino, Mariamico e Legambiente, ci stupirebbe scoprire a cose fatte che si intende prelevare le acque da dissalare entro la zona portuale di Porto Empedocle, oppure che si intende rilasciare il reflui direttamente sulla spiaggia di Marinella, la famosa spiaggia di Montalbano. Anche se speriamo che non sarà così, abbiamo chiesto pubbliche rassicurazioni.